Questa serata è stata organizzata diciamo, per chiarire la situazione delle piscine, cioè come si è arrivati a questo punto, a che punto siamo e le proposte per riaprirla. Naturalmente questa non vuole essere una serata polemica, assolutamente. Questa è una serata che deve avere come fine ultimo quello di arrivare ad una soluzione e tutto ciò che diremo lo faremo a scopo informativo, perché è un diritto della cittadinanza sapere come stanno le cose. Quindi il Comune ha preparato correttamente anche un preliminare di gara in cui indicava le superfici, la quantità, dove voleva metterla e come voleva fare la convenzione, cioè avrebbe dato il terreno per la costruzione, avrebbe contribuito con 1,5 milioni e chiedeva di costituire una società di scopo in cui il Comune potesse essere presente col 10%. In circa 2 anni è stato fatto il progetto, ottenuti tutti i permessi, sostanzialmente cambiato molto del progetto originale della piscina e realizzata. Il finanziamento è stato fatto con un leasing. Rispetto a un normale finanziamento, diciamo un mutuo, in cui chiedono comunque la garanzia, quindi l'ipoteca sul bene, garanzie di tutti, il leasing chiede la proprietà come garanzia. Quindi attualmente e già da allora autorizzati dal Comune, il leasing era la forma di finanziamento. Il leasing però ha preteso che venissero anche garantiti i soldi che il Comune metteva come cofinanziamento e una garanzia su tutto l'importo del leasing. Di fatto ha preteso che questo venisse fatto dai soci, costruttori in questo caso, e anche gestore, che hanno fornito le garanzie di tutto. Il Comune invece, che doveva garantire per 750.000 euro, cioè i soldi che doveva mettere lui, non ha fornito le garanzie. E questo è stato un primo problema perché ha avuto un costo alla società di circa 60.000 euro. Scopriamo che il Comune nella costituzione della società si è messo comunque una piccola clausola che comandava per il 91%. Quindi ci ha impedito di fare immediatamente delle richieste, cioè il Comune non poteva far causa a se stesso e quindi non potevamo deliberare delle richieste particolari per avere un ristoro di queste cose che venivano fatte. Ci troviamo quindi nel 2014 con questo pezzo di clubhouse costruita, con tutta una serie di spese aggiuntive fatte, cominciando dall'inizio c'erano una maggior quantità di lavori, insomma tutte queste cose ci hanno portato a circa 950.000 euro di crediti nei confronti del Comune per mancato rispetto del contratto. Ve ne dico una che sembra banale: il Comune ha preteso il pagamento dell'IMU. L'IMU prima era 7.200 euro, 7.800, siamo arrivati a 13.000 euro, abbiamo detto basta. Allora, nel 2021, in piena pandemia, il Comune ci ha mandato un documento in cui ci chiedeva 19.500 euro. Abbiamo fatto ricorso e il giudice ha stabilito che non era dovuta quella somma. Quindi già i 93.000, 94.500 euro che avevamo già anticipato per gli anni precedenti sono stati spesi e non erano dovuti.